Allora, come vi ha detto Lucio, fondamentalmente oggi tenteremo in queste quasi 2 orette di fare un'analisi in profondità sul mercato francese. Perché il mercato francese? Fondamentalmente perché l'obiettivo che ci stiamo fissando è quello di incrementare il flusso di turisti francesi verso la Sardegna. Ma per fare questo, va la prima considerazione, guardate che il mercato francese è complicato, perché i francesi sono complicati. Pertanto dobbiamo di capire bene come funzionano, come pensano, cosa vogliono, quando decidono e perché decidono. Ma anche tenteremo di analizzare come funziona il mercato francese, come è strutturato, quali sono gli operatori e fondamentalmente anche le particolarità. Pertanto un po' la riflessione sulla quale abbiamo strutturato tutto questo sono queste che vedete qua, ovvero come fare per attirare più francesi. Allora, è un mercato che ha un'economia un po' come l'italiana, nel senso che cresce, il suo PIL, come vedete qua, una crescita prevista dell'1,5, 1,9, eccetera, ma ha un elemento anche importante, nel senso che ha una disoccupazione abbastanza stabile. Questi sono, diciamo, i dati fondamentali, ma vediamo qual è l'identikit del turista francese. È un turista dove il viaggio all'estero è fondamentalmente quello che possiamo considerare età matura, pertanto diciamo dai 35 in poi, che viaggia in partner o con la famiglia. Pertanto ci troviamo davanti a 2 tipologie o di segmenti turistici importanti. Uno è il turismo familiare, che ha determinate esigenze, e l'altra è il turista, diciamo, che viaggia con la coppia o con gruppi di amici in coppia. È un turista che viaggia spesso per piacere, sta incrementando, lo vedremo dopo, molto i viaggi brevi, e vedrete anche il perché, ma soprattutto si muovono, come dire, tutti in modo omogeneo. È un mercato che, a differenza dell'inglese, che generalmente è molto sparpagliato la vacanza, i francesi, a causa delle vacanze scolari, che vedremo dopo, si muovono sempre in grandi gruppi, ok? Quello che è molto importante è che è un mercato molto sviluppato dal punto di vista di internet, cercano tantissimo le informazioni, è uno dei mercati che ha le percentuali di ricerca su internet più elevati di Europa, prenotano anche fondamentalmente, ma soprattutto prediligono gli alberghi e gli appartamenti, ancora che in crescita però minore rispetto a altri mercati, tutto quello che è, diciamo, l'extraalberghiero inteso come B&B, Airbnb, eccetera, eccetera. Per loro la vacanza di leisure è fondamentalmente sole e mare, ovvero viaggiano all'estero per il turismo balneare, mentre che per il turismo dei borghi, ciclistico, sportivo, eccetera, eccetera, molto meno. Una cosa importante, mi potete fermare quando volete, mi potete fare delle domande, eccetera, eccetera, ok? Bene, che cosa vogliono? Sono francesi. Vogliono il francese. Ok? Vi racconto un aneddoto. Nel mio passato io sono stato direttore generale del turismo di Torino, dal 99 al 2006, pertanto Giochi Olimpici. Sono stato citato e richiamato, mi hanno fatto andare a Parigi tramite la Farnesina a trovare il ministro degli esteri francese con una richiesta che tutta l'informazione, la segnaletica turistica, eccetera, eccetera, per i Giochi Olimpici fosse in francese. E non era obbligatorio. Cioè, loro ci tengono tantissimo al francese. Pertanto, se volete turisti francesi, website in francese e parlateli in francese.
Ok? Altro elemento importante, per loro il wifi è di default free e sempre disponibile e ovviamente brochure, materiali eccetera, ovviamente in francese. Gente che per tutti i motivi che tutti sappiamo eccetera vogliono i vini ma amano tanto vini francesi. Come si chiama vermentino in francese? Vermentin. Allora, traducete il vermentino in Vermentin. Bravo. Ok, ma soprattutto cercano sempre... Allora, il mercato francese è un mercato che cerca sempre il valore per sé stesso. Che cosa vi sto dicendo? Vogliono sempre di più. La spa, il parcheggio, tutto quello che voi volete. E va bene. Allora, non dimenticate che gli stessi francesi si definiscono come brontoloni. Siamo d'accordo? Loro hanno sempre ragione. Ok? È nel DNA, ragazzi. Ci piaccia o non ci piaccia, è così. Pertanto si lamentano sempre. Ok. Quando fanno vacanze, questo è molto molto importante. Il loro calendario di vacanze scolastico cambia ogni anno, ok? Ma fondamentalmente in qualche maniera si muove su quelle settimane. Pertanto, non è che fanno le vacanze tutti i ragazzini di tutta la Francia allo stesso tempo, vanno divisi per zona. Come vedete qua, zona A, zona B, zona C. E per esempio questo anno, questo del 2018, le vacanze d'inverno si fanno fondamentalmente in febbraio. Per esempio la zona A, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, eccetera, eccetera, vanno dal 10 di febbraio al 28 febbraio. Mentre che le vacanze, diciamo, di primavera si fanno dal 7 di aprile al 23 di aprile. Che cosa vi sto dicendo? Dimenticate il concetto della stagionalità, che magari ci va bene per altri mercati, per il mercato francese mi funziona in un modo diverso. Vi è chiaro? Consiglio, nel mese di normalmente novembre, il Ministero francese pubblica nel suo website le vacanze dell'anno successivo. Pertanto andate a guardarvele per capire quando dovete diciamo, pianificare le vostre azioni di marketing per il mercato francese. Ok? I francesi le sue vacanze. Allora, che tipo di vacanza fanno? Beh, il 40% dei francesi fa la vacanza lunga, 7 giorni, quella estiva, che in realtà non è nel mese di agosto, generalmente nel mese di luglio, perché i ragazzi, dipende dalle regioni, ma a partire del 15-20 di agosto ritornano a scuola. Il 40% fanno delle vacanze brevi, ma anche il viaggio lungo. Un 23% fanno soltanto una vacanza lunga, mentre che un 10% fanno soltanto vacanze brevi. Pertanto la domanda da farvi è: su quale mercato o quale segmento di mercato dobbiamo in Sardegna pensare di andare a colpire? Dimmi. Lungo. Perché hanno il costo trasporto? Sa che non è vero? Viaggio breve è da 1 a 3 notti, di 3 notti in poi, o di 4 giorni in poi. Direzione Generale dell'Entreprise, Ministero di Francia, prima fonte, seconda fonte lo vedremo dopo, la SEDOC, la Société d'Organisation francesi, la SNAM, la Société Nationale d'Agenti Voyage, eccetera, eccetera. Non sono dati inventati dalle Iarche. No. Perché magari non avremo le slide, dunque magari se ci sono dei dubbi
Domanda, lei è operatore turistico o sarda? Tutte e due, allora ho capito già. Va bene. Va bene. Allora, chiaro, vacanza breve da 1 a 3 notti. Ok? Vacanza lunga di 4 giorni o 4 notti in più. Chiaro? Tradotto, mi anticipo. Te lo dico in sardo, non sono capace, se vuoi in catalano te lo posso dire. Quello che mi sta dicendo qua è che il 40% dei francesi fanno almeno 2 vacanze all'anno, una lunga e una breve, minimo, ok? Il 22% fanno una vacanza all'anno, lunga, il 27% non viaggiano, ok? E il 10% fanno soltanto viaggi brevi, che può essere magari 1 o 2 o barra 3 viaggi di meno di 3 giorni. Chiaro? Non faccio delle battute se sei sarda o sei operatore turistico. Allora, perché viaggiano? Cosa cercano i francesi? Allora, il 35% spiaggia. Ma attenzione, perché il 14% è un trend in crescita, vacanza, la cosiddetta city break o turismo urbano. Vado a citare una città, Londra, Barcellona, Roma, eccetera, eccetera. Un 5%, sì, un 5% più o meno, turismo naturalistico, ok? Mentre che il 12% turismo rurale, turismo dei borghi, per capirci. Ma è un mercato che funziona molto con la macchina, prevalentemente, e gli piace fare itinerari. Ok? Tradotto, la fonte in questo caso è European Monitor, ok? Tradotto, se devo di ragionare come lo utilizzo per i miei bisogni come la Sardegna, io posso puntare fondamentalmente su 2-3 prodotti. Ovviamente il balneare, ovviamente perché c'è una domanda, il turismo itinerario, cioè vado alla scoperta del territorio, e sicuramente posso pensare nel turismo rurale oltre che magari a qualcun'altra tipologia turistica. Bene, quanti giorni? Noi ci troviamo che ci sono 2 mercati diversi. Allora, importante, il mercato francese è prevalentemente francese. Ok? Non è un mercato che ha tendenza a andare a fare le vacanze fuori, come succede con i tedeschi, le svizzeri o gli inglesi. Il francese è francese. Va dove si parla francese, sì, ma parliamoci chiaro, sono francesi, orgogliosamente francesi e comprano macchine francesi. E non vanno vanno poco in Corsica perché sono poco troppo francesi. C'est vrai? Ma che bravo che sei. Allora, questo è molto importante da capire. C'è oggi, questa è una opportunità per la Sardegna. Sta cominciando a osservarsi nel mercato francese, grazie alle low cost, ma che andremo a vedere più tardi, una maggiore tendenza ad andare all'estero, soprattutto in viaggi brevi. Ok? Allora, nel 2016 per i viaggi brevi il 95% di francesi, funziona? Il 96% di francesi ha fatto viaggi brevi in Francia, ok? E soltanto
come dire, un 5% fuori della Francia. Parliamo di viaggi brevi, ok? Mentre che per i viaggi lunghi il 18,4,5 più o meno ha fatto vacanze fuori della Francia per i viaggi di più di 4 noti, ok? Come in tutta Europa c'è stata una diminuzione, eccetera, però in qualche maniera qual è l'elemento importante? Noi dobbiamo, tradotto, noi dobbiamo andare a lottare con il resto del Mediterraneo per quel 18% più 5%, 23, 24, 25, ovvero la quota di mercato sulla quale noi dobbiamo andare a lottare è esattamente del 25% del totale dei francesi che fanno vacanza. Vi è chiaro? Vuole dire che non possiamo andare a fare azione di marketing con la lupara a cannonate. Qui va fatto marketing di precisione, perché se no la dispersione di sforzi e i tuoi costi sono molto eccessivi per il risultato che puoi portare a casa. Ok? Bene, che percentuale dei francesi va in vacanza e quanti volte va in vacanza? Noi osserviamo che nel 2016 il 50% dei francesi ha fatto delle vacanze brevi, pertanto stiamo parlando diciamo di 3,6, 3,5 giorni di permanenza media. Mentre che per quanto riguarda le vacanze lunghe, ribadisco, più di 4 noti, ci troviamo che hanno fatto all'estero, come vi dicevo, il 25% che osservate che più o meno è sempre stabile. C'è una tendenza ai francesi a rimanere in Francia, ok? E quali sono le motivazioni? Beh, fondamentalmente la vacanza come motivazione è per il 34,5% del totale delle noti, con una durata di 7 giorni. Mentre che si muovono molto per andare a visitare amici, familiari, eccetera, come vedete, per in questo caso concreto, la durata è inferiore, siamo su 3 giorni, 3 giorni e mezzo, eccetera, eccetera. Bene, andiamo a vedere quante volte fanno vacanze. Beh, osserviamo che il 73% dei francesi, qui va insieme sia destinazione Francia come all'estero, il 73% va una volta in vacanza. Vuol dire che in realtà, e questo è un elemento molto importante, questa percentuale 5 anni fa era inferiore, era più o meno del 60%. Che cosa vuole dire questo? Che per i francesi fare vacanze è una commodity, ovvero ha perso quel valore, diciamo, magico, spettacolare, eccetera, è un bisogno. Pertanto un mercato che nei prossimi anni avrà una crescita per quanto riguarda il volume di gente che andrà all'estero. Se il 70% fa vacanza, si prevede che si possa arrivare al ritmo europeo, come nel caso della Germania, se non ricordo male, del 79%. Vedete che stiamo raggiungendo già la media europea o dei mercati più sviluppati in Europa. Andando in profondità per capire dove devo andare a colpire, quante volte fanno vacanza all'anno dipendendo diciamo, della professione o del segmento socio-economico. Osserviamo che chi va più in vacanza sono i quadri e anche i professionisti. Caspita, ci è arrivato, brava! Complimenti! Ma attenzione, osservate l'ultima riga. Oltre ad avere più tempo, è uno dei paesi dove ha le pensioni più alte. Ok? E lo vedremo dopo tutto il sistema che loro hanno con i chèque vacances
il comité d'entreprise, eccetera, eccetera, che agevola tanto questo. Ok? Pertanto, come dire, è inutile andare a fare promozione turistica in qualche città dove c'è, come dire, l'impianto della Renault o della Citroën, ok? Bene. E dove vanno? 68% Francia, il 25% all'estero e dopo c'è un 6% che i francesi chiamano DOM. Sapete cosa è? Domaine Outre-mer, cioè i territori nostri fuori la Francia. Cioè in realtà siamo 68 più 6 quanto fa? E il 73% va in Francia. Ok? Ribadisco, la quota è il 25%, dove andare a portarceli a casa. Ok? E dove vanno all'estero? Il 90%, questa è una buona notizia, di quel 25% rimangono in Europa e fondamentalmente Mediterraneo. E lì abbiamo un'opportunità. Non Marocco e Tunisia, però sappiamo che Marocco e Tunisia ha i suoi problemi, pertanto, come dire, posso andare a buttare le reti in Francia. Dicendo che qui dell'ISIS non ce ne sono, ci sono i sardi, però, ok? Bene, quali sono dove vanno? Cioè, quel 25% dove finisce? Allora, la Spagna è la destinazione number one con più di 4.400.000 turisti francesi che sono andati in Francia, scusate, in Spagna. In Italia siamo dietro 3 milioni, il Portogallo, ancora che il mio amico Lucio ha dimenticato di metterlo nella mappa, ma per i francesi il Portogallo è la destinazione più in crescita l'anno scorso, 1.300.000 viaggi, ok? 1.400.000 in Inghilterra, stiamo parlando fondamentalmente Londra, per capirci, e dopo abbiamo la Grecia con 700.000, il Belgio e il Lussemburgo 1.600.000, la Germania, la Svizzera, eccetera. Vuol dire che in qualche maniera, se noi traduciamo questi dati in prodotto, ci troviamo che il prodotto che loro cercano fondamentalmente in Spagna è sole e spiaggia, ovvero balneare, e turismo urbano o city break. Nel caso italiano è ovviamente più city break, più turismo culturale, un po' meno turismo balneare. Ok? Bene. Un approfondimento sui nostri competitor. Dove vanno? Abbiamo detto la Spagna, la Grecia, il Portogallo, ma attenzione, 1.300.000 in Tunisia. 4 milioni più o meno Marocco, quasi altri 4 milioni in Egitto e attenzione, quasi 14 milioni di viaggi sono andati in Turchia. Allora, no, mi sentite? Allora, per capire le cose si deve dire prima, si deve sapere prima che i francesi diciamo che sono abbastanza vicini dei loro soldi. Comunque, loro viaggiano. Sono tirchi! È la cosa importante da sapere. Poi, se guardate i numeri... Ah. Sì. Allora, se guardate i numeri che sono sulle grafici, vedete che le francesi vanno soprattutto dove possono andare con la macchina, perché a loro non piacciono di pagare per l'aereo,
E comunque per questo che la Spagna è molto, soprattutto Barcellona, piuttosto che la Catalogna molto, perché è anche bella la Catalogna, vero? E... Però quando sarà indipendente il numero della Spagna si abbasserà un po'. E comunque secondo me l'esplicazione è questa, e anche la Tunisia, perché già nei paesi del Maghreb ci sono tante gente che sono d'origine magrebine che tornano loro per le vacanze, e poi perché adesso fanno dei ripresi completamente allucinanti. Diciamo, scusate per il mio italiano che non è, che è un po' brutto, però... No, parli meglio l'italiano tu che non io francese. Bravo. Spero. Non ho capito. Tu lo perdi. E presi. Ma in realtà, se noi osserviamo, allora, mentre che Spagna, Grecia e Portogallo è prevalentemente turismo individuale francese, ok? Tunisia, Marocco, Egitto e Turchia è tour operator. E perché? Perché i principali tour operator francesi, che vedremo dopo, sono tutti filiali di TUI o di Neckermann, ok? Che hanno grandi interessi sia in Turchia come in Egitto, ok? Mentre che i tour operator tradizionali francesi, soprattutto Nouvelle Vacances e Look Voyage con il prodotto Club Look, avevano interesse in Tunisia e Marocco. Ma questo è il quadro della situazione. Ok? Qualcun'altra domanda o chiarimento? No? Bene. Allora, dove ho lasciato il gelato? Non tanto, secondo me le bibite... No, sono nuove, che lo deve tenere a distanza... Madonna. Allora, come viaggiano? Come diceva lui, è macchina, con la voiture. Più basso? Come vedete, loro il 26% viaggiano con la sua propria macchina. Perché? Perché secondo voi? Più o meno come da noi. Brava. E il turismo all'estero francese è prevalentemente di famiglia. Nella macchina metti 3-4 persone più il cane, eccetera, che ti costa esattamente lo stesso che non ti costerebbe se vai in nave o in aereo, eccetera. Ok? Pertanto è un turista che ama muoversi con la sua propria macchina. Un 6% in treno, e questo fondamentalmente viaggio interno, ma come vedete il 60% quasi in aereo. Partiamo dalla premessa che l'aereo è prevalentemente per andare all'estero. Ok? Bene, e dove vanno a dormire questi? Il 50% è in albergo. È uno dei mercati che ancora è, diciamo, come dire, fa fatica a soccombere alle voci di Airbnb & Company. Continuano a amare molto gli alberghi e soprattutto come seconda opzione tutto quello che sono appartamenti, eccetera. C'è però una percentuale non indifferente di gente che va a vivere in casa fare la vacanza in casa di amici o di famiglie. E che tipo di destinazione mi cercano? Beh, osserviamo che il 23% dei francesi ama fare la vacanza al mare. Una percentuale importante, quasi il 25%, scusate, quasi 25 milioni del totale delle vacanze, è quello che si chiama l'intorno rurale, la vacanza di campagna, montagna, eccetera, eccetera.
un 31% fa turismo urbano, va alle città, e un 6% mi fa vacanza di sci invernale, ma attenzione, osservate che qua più del doppio mi va in montagna a fare vacanza di estate in montagna. È uno dei mercati europei dove la tendenza per la montagna estiva è più sviluppata e più in crescita. Come vedete, pur essendo le vacanze diciamo di litorale con una durata delle vacanze elevate, stiamo parlando di 7 notti di media, mentre che su tutto il resto andiamo fra 3 giorni e mezzo, 4 e mezzo, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché c'è la tendenza in Francia, come in altri mercati europei, a fare una vacanza cosiddetta lunga balneare, dove però la media è di 7 giorni, e fare fino a 2 vacanze brevi o in montagna o in rurale nell'arco dell'anno, facendo il ponte, la vacanza lunga, eccetera. Vi è chiaro? E dove andiamo a pescare? La Francia è divisa in agglomerazione, pertanto l'82% dei francesi che partono a fare vacanza vivono in Parigi e tutto quello che si trova attorno a Parigi. Il 73% di quelli che vivono nella regione di Parigi, l'Île-de-France, fanno vacanza o partono in vacanza, mentre che in città che vanno dai 100 ai 20.000 abitanti è il 70%. E diciamo nella Francia minore, eccetera, più o meno il 70%. Perché secondo voi la percentuale delle piccole cittadine è così importante? Per i pensionati, perché i francesi hanno l'abitudine, sono andati a vivere grandi agglomerazioni, quando vanno in pensione per risparmiare vanno a vivere nel resto della Francia. Pertanto un mercato importante. Pensate che a differenza di altri mercati esistono una marea di tour operator in Francia, sono locali, che lavorano prevalentemente per terza età. Ok? Lo quale vuol dire che non è che devo concentrarmi soltanto in Parigi, perché tutti vanno a concentrarsi su Parigi, sono i miei competitor come Sardegna, sono tutti diciamo facendo pressione e promozione sulla zona di Parigi e l'Île-de-France, eccetera. C'è un mercato interessante fuori l'ambito, soprattutto nel sud della Francia, regione Midi-Pyrénées, l'Auvergne, tutta quella zona, diciamo, di Lione in giù. Ok? Bene. E quando fanno le vacanze? Qual è la stagionalità dei viaggi all'estero? Beh, come vedete è relativamente distribuita nell'arco dell'anno. Non ci sono troppi picchi. Questo dovuto a quello che abbiamo visto prima, alle vacanze scolari. Però per esempio, come osservate, nel mese di maggio si fanno diciamo, c'è una punta non indifferente di vacanze, così come nel mese di aprile. Scende a giugno, mentre che, come osservate, a differenza di altri mercati, agosto sì, sale, ma è inferiore a quello se lo compariamo con altri mercati. Ok? Vuol dire che il francese può essere un buon cliente per la cosiddetta destagionalizzazione. L'unica cosa è che non li posso andare a vendere nel mese di dicembre, vieni in Sardegna a farti il bagno.
Prego. Quindi come si può come dire, destagionalizzare in questo caso una parte del mercato francese quando i voli non sono a nostro favore? È una cosa così importante perché qualcuno dice di sì e qualcuno dice di no. E quindi un po' da neofita quasi vorrei porle questa domanda. Non l'ho capito. Allora, come si può fare a come dire, attaccare il mercato francese di determinate parti della Francia, considerando che i voli per la Sardegna dalla Francia non sono presenti tutto l'anno, come per esempio nel caso della Bretagna, che c'è da maggio a primi di ottobre. Bene. Se lei mi crea domanda, cioè noi commettiamo un errore importante, che pensiamo di siamo italiani e pensiamo all'italiana. C'è una caratteristica degli italiani che vogliono l'aeroporto sotto casa, sì o no? Aspetti che ci arrivo a risponderla, non abbia fretta. Allora scusate, noi in Italia, voi siete un caso un po' particolare, ok? Dovete aver, avreste dovuto, o avete adeguato alla situazione. Ma nell'estivale, cioè la penisola, se tu non hai l'aeroporto accanto, non va bene. Mentre che nel resto d'Europa la gente è abituata a prendersi la macchina e farsi un'ora, un'ora e mezza, 2 ore per raggiungere l'aeroporto. Pensiamo nel mercato britannico. Uno degli aeroporti che più traffico turistico ha è l'aeroporto di East Midlands. Sapete dove è? Perso in metà del nulla, a più di 3 ore e mezza da Londra. Sì, ok, va bene. Ma anche in Sardegna arriviamo con i mezzi pubblici. È un'opzione. Ci sto provando. Allora, come faccio? Lei, come faccio? Dipende, devo valutare il tempo di distanza dalla destinazione dal mercato che io voglio raggiungere del primo aeroporto che mi interessa. Ok? Bretagna, dipende, se è Rennes, gioco su Parigi. Dimmi? Se è Nantes, sono un po' fottuto. Ok? Però c'è un elemento molto importante, ragazzi, che anche su questo dobbiamo cominciare a fare un cambiamento. Perché noi ragioniamo a partire dai voli che già abbiamo. E le compagnie aeree non ne scommettono se non ci domanda. Scusi? Sì, però prima o poi qualcuno... Non è vero. Se io creo l'interesse e la domanda, le assicuro che... Scusate, il signor Ryanair, ok? Che conosco molto bene, del 1995, Malchielo Lire, andavamo con i pantaloni corti entrambi. Cioè, lui ti arriva e ti diceva, dammi i soldi, ti metto l'aereo, ok? Quando ti arriva e dice, dammi di nuovo i soldi che non ci sono più, lui ti minaccia e se ne va, ok? Dipende dove se n'è andato, ma dipende dove è rimasto. Perché? Perché c'è domanda. Sì, sì. Bravissima. Ragazzi, c'è un problema che affronteremo. Facciamo un po' di autocritica. Noi abbiamo sempre aspettato i turisti, E i turisti oggi si va a cercarli.
Chi di voi è andato alla ultima ITB di Berlino? Due. E come cavolo volete che vengano i turisti? Quale? Quale? Brava. Ti faccio una domanda, che ha fatto la World Travel Market, com'era l'stand dell'Italia? Devo rispondere. Deve. O li pregherei che risponda, mi scusi. Secondo me poteva essere meglio, come molte altre volte. Lei è molto democratica, se lo spiego io. No, però io sono riuscita a fare una cosa, portare Enity Londra che la settimana prossima a un workshop direttamente nella mia destinazione. Bene. Questa è una cosa che sono riuscita a fare stando al World Travel Market. Brava. Però vi voglio raccontare una cosa, così vedete la nostra mentalità rispetto ai nostri competitor. Il nostro stand nelle fiere turistiche che organizza l'Enit, bello, meno bello, eccetera, non entriamo su questo, è fatto fondamentalmente di banconi, dove mettiamo le brochure e stiamo lì aspettando il cliente che passa, ok? Se vado a guardarmi cosa mi fa la Spagna, la Grecia, eccetera, mi trovo che ci sono 2 banconi dell'ente pubblico, il resto sono tavolini degli operatori. E il concetto è questo. Da noi i turisti sono, parlo della Sardegna, ma in generale tutta Italia. Da noi siamo un mercato dove storicamente ci arrivavano i clienti. Le altre sono andate a cercarlo. Quando io sento frasi del tipo... C'era la dottoressa Calgano qua? No. Quando io sento il turismo è il nostro petrolio, mi scappa da ridere. Perché è vero, ragazzi, che il turismo potrebbe essere il petrolio dell'Italia. Bravissima, ma perché esca il petrolio devo trivelare. E quando mi esce il petrolio, quella roba nera, eccetera, non serve a un tubo, a meno che lo processo, lo lavoro, eccetera. Bene. Se io faccio lo stesso sul turismo, se io sono qua nel mio albergo, sono un figo. I turisti, ragazzi, non è che mi scelgono perché io sono un figo, Perché i turisti mica hanno l'obbligo di sapere che io esisto. Turisti, signori, vanno ricercati. Quando io ho detto prima, siamo in guerra, e lo so che è politicamente incorretto, ma la realtà è questa, Perché ragazzi, Sardegna è bella, bellissima. Mi spiace non aver fatto la presentazione quella della Malta, ti ricordi? Ma se io vi faccio vedere 10 foto di spiagge della Sardegna, delle Baleari e di Sardegna, vi assicuro che non ne beccate la metà di quelle che sono veramente la Sardegna. Lo sapete? Bene, vi dico, Malta, come direbbe un buon mio amico, come destinazione, fa cagare. C'è qualche maltese qua? C'è Caravaggio. Madonna. Sono rovinato. La differenza è che i maltesi, ragazzi, i turisti me li vanno a cercare. Valigetta in mano e a cercarmeli. La differenza qual è? Io quello che vi sto dicendo qua è, attenzione, c'è un'opportunità nel mercato francese, ma non è detto che i francesi verranno. A meno che io mi dia da fare. Pertanto devo identificare dove posso andare, perché se comincio a far crescere l'interesse, magari qualche compagnia aerea, per esempio Volotea che ha base a Nantes, potrebbe decidere di mettermi un collegamento magari 2 volte alla settimana. Ma se sono qua aspettando che mi arrivino quelli di Nantes, non mi arriveranno. Ho spiegato? Mi spiace, probabilmente vi darò un sacco di informazioni che non vi piaceranno. Però ragazzi, il mercato è questo,
non, come ha detto il dottor Sagalgano, non guarda in faccia a nessuno. Ok? Bene, andiamo avanti. E come prenotare la vacanza? Signori, più del 50% vanno per cavoli suoi. È un mercato prevalentemente autogestito, dove soltanto il 35-36% attraverso agenzie di viaggio o tour operator. Vuole dire che io devo di essere presente sul mercato, in internet, perché queste, come avete visto, cercano l'informazione in internet. E quando vanno all'estero che cosa comprano? Beh, osserviamo che del totale dei viaggi che hanno fatto all'estero, il 73% mi prenotano in qualche maniera volo più albergo, ma una percentuale importante soltanto l'alloggio attraverso Booking e altri motori che vedremo, o portali che vedremo dopo. Ma, e questo è molto importante, è un mercato come è molto attento al costo, come diceva il nostro amico Corso, è molto attento al costo, vogliono sapere in anticipo che cosa fare e prenotarla. Non è un mercato che ama arrivare qua e dire, beh, e che cosa posso fare domani? Lo vogliono sapere già e lo vogliono prenotare. Perché? Perché la sua logica è, se ti prenoto oggi, mi costa di meno che se te lo prenoto sul posto. Ok? Fin qua tutto chiaro? Bene. Com'è la struttura del mercato francese? Allora, il mondo del tour operating francese è improntato ancora sul turismo di gruppo, non sul turismo individuale. Quello me lo coprono le agenzie di viaggio che per definizione sono anche tour operator per legge. Dove però mi trovo che diciamo, è un mercato ancora molto generalistico. L'81% del volume totale delle affari me lo fanno i tour operator generalisti. I grandi sono 10 e il resto è fino a 220 una diciamo, marea di piccoli tour operator locali o regionali. L'altro 200 errotti sono i cosiddetti pulmisti o operatori di pullman, che generalmente stanno fuori Parigi, sparsi per tutta la Francia. Per definizione, per legge, sono anche agenzie di viaggio e organizzano pacchetti, gruppi, eccetera, a quelli clienti della terza età che sono andati a vivere fuori di Parigi o delle grandi città. Ok? Attenzione al mercato dei pullman perché è un mercato importante, perché come vedete qua un quarto fa il lavoro dei piccoli tour operator su misura. E c'è un altro elemento molto importante in Francia, i cosiddetti comité d'entreprise. Sapete cosa sono? Normalmente non funziona. Ma sì, funziona? Che all'interno delle grosse imprese generalmente ci sono appunto questi comitati che promuovono tutta una serie di attività, quindi i dipendenti hanno diritto a degli sconti per il cinema, per i viaggi o tutta una serie di attività. Sì, grazie. Non sono esattamente i Kral. I nostri Kral è andiamo a farci la magnata. Più o meno. Il Kral in Italia organizza, il Comité d'Entreprise non organizza, finanzia. Ok? Cioè, dal punto di vista turistico è molto importante, perché il tuo interlocutore al Kral comincia dal capo del Kral che ti faccia il pullman per andare a fare questo. Il Comité d'Entreprise in Francia funziona in un modo diverso. Una percentuale dei soldi che l'azienda dà
viene utilizzato per ottenere degli sconti da comprarti, ma è vero, la TV, l'elettrodomestico, eccetera, ma anche la vacanza. Ok? Attenzione, perché un 8% del totale del volume d'affari del settore turistico in Francia è una marea. Per la vostra informazione ci sono delle fiere turistiche soltanto per i Kral, dove le destinazioni vanno e si promuovono i Kral, scusate, ai comité d'entreprise. Lo vedremo dopo. Bene. E quali sono questi tour operator? Allora abbiamo fatto un po' di ricerca per capire quali sono i tour operator più importanti in Francia, generalisti del balneare, e quanti di questi hanno prodotto Sardegna. Allora, diciamo che più importanti, qui avete tutti i tour operator più importanti, ovviamente, francesi di vacanza balneare, sole e mare, ok? Da Fram a Jet Tour, a Tour Inter, Olandini, che è uno specialista sulla Corsica e la Sardegna, ma abbiamo Climat du Monde, Eliades, Nouvelle Frontière, Solea, eccetera, eccetera. Bene, di tutti questi soltanto 2, Flying Ben e Top of Travel, non vendono Sardegna. Io direi che più o meno Sardegna è abbastanza venduta, ma posso assicurarvi una cosa, perché sono andato a guardarmi tutte le brochure di questi soggetti. Sono gli stessi alberghi. Prego. Per il 2018 invece è previsto che ci siano Fram e anche Plan Vin per la Sardegna. Complimenti. Bene, però che cosa vi sto dicendo? Attenzione, perché la offerta di tutti questi più o meno è di una ventina di alberghi, ma sono tutti gli stessi. Che cosa vi sto dicendo? Massa. Sì, che è turismo di massa, ma soprattutto che i tour operator francesi vanno sempre a beccare o a chiedere agli stessi alberghi. Sono prezzi adeguati per loro, però attenzione, se io mi guardo la città, magari posso decidere che nel mese di maggio, che non ho i tedeschi, posso lavorare per i francesi. A ogni mercato, grazie, è il cliente più adatto nel momento più adatto con il prezzo più adatto. È cambiato il mondo, eh? Che cosa vi sto dicendo? Questa è che uno dei problemi che mi dicevano, io ne ho parlato con 6 o 7 di questi, è che la Sardegna non cresce nel mercato francese. Perché? Secondo voi? Dimmi. Abbastanza vero, ma soprattutto perché tutti gli anni. Perché, non dico nomi, ma le alberghi, se voi andate su internet e mi guardate i costi operatori, vedrete le stesse alberghi che sono perennemente le stessi. E se io vi faccio la mia vacanza nell'albergo Pinco Palo, un anno, difficilmente ripeterò l'anno successivo in quell'albergo. Se il ragionamento è un mercato che è in crescita, è un mercato che ha una certa potenzialità,
pur prezzo e tutto quello che vuoi, che ha bisogno di nuovo prodotto. Il servizio per includere delle novità, perché è lo stesso. È un mercato che sulla Sardegna vede grosse crescite. Perché? Perché è percepita come un mercato che è esattamente uguale a tutta l'Italia. Non c'è novità. Mi dispiace darvi questa brutta notizia. Dimmi. Lo sapevate? Ma ragazzi, lo sapevate? Stiamo qui a piangerci? Entrambe. Lo dico molto brutalmente, è la stessa minestra di sempre. È un mercato questo, ma come vedremo nel mercato tedesco e altri mercati, che ormai consuma velocissimamente novità. Ma magari può cambiarli, c'è un problema. No, ma guardi che il problema forse non è tanto suo come operatore, il problema è del tour operator. Ok? E il problema è che il tour operator per vendere la Sardegna non si spreca. Quello che io vi sto dicendo è, ragazzi, prendete la valigia e andate a trovare questi pirla, come dicono in Milano. Ok? Cioè, perché scusate, il problema vostro sono i costi. Siamo d'accordo? Il problema di questi sono i costi. L'operator, signori, lavorava con un margine netto del 3 al 5%, stiamo parlando fino a 5-6 anni fa. Oggi mi lavorano a margine dell'1,5%. Non è che ti prendi l'aereo che viene in Sardegna per andare a trovare nuove robe. Quanti di voi avete avuto la trovate una fiera e che vi ha messo in programma e non è venuto a vedervi la struttura? Uno? Non vi è successo mai? Non ci credo. Mi mette in programma e dopo vedrà a vedermi. Il concetto fondamentale è che questi non ne sprecano tempo ad andare a cercare. Aspettano che tu vai a dirgli, oh, io ho un albergo, queste caratteristiche, eccetera, eccetera. Cioè, il ragionamento è, ragazzi, non aspettate. Perché mentre voi state aspettando, quelli del Portogallo ci vanno prima, No, facevo l'appunto che quando mi è capitato di vivere in Francia e dicevo che venivo dalla Sardegna, molti non sapevano neanche dove fosse la Sardegna, chiedevano se era a fianco o vicino alla Sicilia, e quindi sì. Quindi da fare ce n'è tanto, insomma. Sì, però, come dire, non è che io devo difendere nessuno, però è un po' una responsabilità ormai da tutti noi, ognuno si assume la sua propria responsabilità. Purtroppo noi operatori italiani abbiamo la per comunque andiamo avanti. Ok, ma il mercato è diviso operator generalisti, ma tour operator specializzati su tre logiche. Qui avete due esempi stupidi. Allora, il mercato del tour operating specializzato è fatto di più di 200 tour operator che rispondono alla roba locale. Ren, per esempio, ha dei tour operator molto bravi che lavorano su Ren e sull'area, con cliente locale, ok? Perché qui ancora c'è molta la logica della fiducia personale in Francia.
L'altra logica è quella di specializzati in destinazione, esempio di Rando Sloveni, che è un tour operator che mi vende vacanze in bicicletta o a piedi in Slovenia, o è specializzati in prodotto, come il caso di Terre Voyage o le Voyage de Mille. C'è il ragionamento: lei vuole andare sulla Bretagna, si cerchi il tour operator, l'agenzia di viaggio specifica del posto, me li vado a trovare e probabilmente riesce a fare più business che non andare a trovare il signor Fram o il signor Jet Tours che ti manda a quel paese. Ve lo ripeto o l'avete capito? Cioè, la logica in Francia è andare a trovarti il tour operator che fa per te, che ti dà risultati veloci, perché ha lo stesso problema che hai tu, vendere. Pertanto ragionate su qual è il territorio che vi interessa, mercato di outgoing che vi interessa, che tipo di prodotto volete vendere e soprattutto qual è la destinazione che volete in qualche maniera osservare. Qual è il volume da fare di tour operator in Francia? 4 dati un po' generali. Beh, come vedete c'è un dato importante. Il prezzo medio di vendita per cliente è di 825 euro. Non è un mercato che estrapaghi, prezzi misurati adeguati, ok? Diciamo il prezzo media del pacchetto all inclusive con trasporto, alloggio eccetera, siamo attorno ai 1.000 euro. E vediamo quanti hanno viaggiato attraverso il tour operator. E fondamentalmente, come vedete, è un mercato che cresce poco, perché è un mercato che sta andando soprattutto con destinazioni Europa per l'individuale. E dove vanno? Beh, fondamentalmente in inverno, stiamo parlando della stagione 16-17, vediamo che nel caso concreto del medio raggio, noi, come vedete, è molto diviso sulla zona, diciamo, in inverno poco, vanno soprattutto intercontinentale o i loro territori della Polinesia, eccetera, eccetera, Riunione, eccetera, mentre che nell'estate rimangono prevalentemente, come vedete qua, medie del 70%, 68-69% su il Mediterraneo. E dove mi vanno? Beh, fondamentalmente tramite tour operator, e il 75% hanno fatto Europa sud-occidentale. Cioè il Mediterraneo piace a loro, ma piace quello che a loro piace. O meglio detto, vogliono determinate proposte che siano costruite alla francese e per i francesi. Quali sono state le destinazioni? Qui stiamo parlando del 2017 con pacchetto turistico. Osserviamo che fondamentalmente Grecia, pur con una caduta, le Canarie o la Spagna continentale, Grecia continentale, perché sono le isole e la Grecia, eccetera, e le Baleari. Ma dopo Marocco, Sicilia, Italia continentale, Portogallo, Tunisia. Cosa vi sto dicendo? Questo è tramite tour operator, che per i tour operator francesi la Sardegna non è considerata un business da spingere. Lo ripeto? È un mercato di individuali o è un mercato di piccolo tour operator? Un francese, je ne sais pas. Ma io non sono però tanto convinto e vi dico perché. Perché non è che il prezzo delle isole Canarie sia tanto diverso della Sardegna. Non è che il prezzo, stiamo parlando di tour operator, ok?
delle Baleari sia tanto diverso dal nostro, perché quanto incide sul volo aereo, la durata del volo aereo, cioè il volo Parigi-Cagliari o Olbia è un po' più breve che non, correggimi Lucio se sbaglio, Tunisia o Marocco o le Canarie. Pertanto dire che il prezzo alla fine si compensa, quello che mi può costare di più volo aereo se mi riduce di alloggio, ok? Il problema non è tanto il nostro prezzo, eccetera. Il problema, l'ho detto prima, vi dico di quello che mi hanno detto loro. E perché la Sardegna? Pourquoi? Pourquoi? Ok? Quello che sì, che posso garantirvi è che quello della Grecia, le Canarie, eccetera, ragazzi, quelli si danno da fare, gli operatori. Allora, ci troviamo però, un'analisi più approfondita, sul medio raggio, che cosa è andato molto bene e che cosa è andato molto male l'anno scorso. Parliamo di tour operator, E vediamo che come mercato in crescita abbiamo avuto... Ecco, funziona o non funziona? Eccoci. L'Egitto, pur con tanti problemi, è cresciuto di un 146%. La Tunisia anche, e dopo c'è l'Oman, l'Iran, eccetera, eccetera. E troviamo che la Sardegna ha perso un 6,8%. La Turchia ha perso un 8,7%, si capisce che la Turchia con tutti i problemi che ci ha avuto vada giù, si capisce di meno che noi non abbiamo avuto per fortuna problemi, come mai siamo andati un 6,8% in meno. Cipre è andato su, giù, scusa, eccetera, eccetera. Pertanto qui c'è un problema e non credo che sia un problema di prezzi. Quale riflettere. Va bene? Ok. Aspetta. Eccoci qua. Questa andiamo avanti che ha poca spiegazione. Allora, qual è il tipo di prodotto tramite tour operator che prevalentemente vendono e anche legato alla stagionalità? Allora, osserviamo tramite tour operator il cosiddetto prodotto alla carta, però almeno me lo organizzo io, in realtà, come dire, è basso però è stabile. Mentre che i circuiti, pullman, eccetera, è anche stabile. Però la vacanza balneare in albergo club, per capirci all inclusive, in diverse modalità, eccetera, come vedete, è la parte più importante, ma soprattutto è costante. Molto meno costante che quello che è il turismo di gruppo e anche la vacanza, diciamo, il séjour classico che soffre di più. Pertanto abbiamo due mercati, sia il séjour come l'albergo, resort, club, eccetera, che è molto stabile. Ok? E con quanto tempo prenotano in anticipo? Cosa vi chiama l'attenzione? Giorni prima della partenza del D-Day, 14, 21, 28, 60, 90 e 120. Lo so che non sappiamo, però per risparmiare questi prenotano con 120 e
il 22% del totale delle vacanze in tour operator in spiaggia, séjour, lo hanno comprato, lo hanno prenotato 60 giorni prima della partenza. Un 15% 90 giorni e l'11% 3 mesi prima, no, 4 mesi prima. Perché secondo voi? Dimmi. Ce n'è una che l'ha detto. Adesso ve lo dico io. Signori, i francesi le vacanze le pagano a rate. Ragione per la quale non è un problema di prezzo di sconto, è un problema di pagarmelo con rate. Compro con 3 mesi, 4 mesi di anticipo e pago con 2, 3, 4 rate. Perché non dimentichiamo una cosa, che per alcuni francesi come in mercati come per esempio la Francia e l'Inghilterra, la vacanza è la scelta, o meglio detto, la spesa più costosa che si fa nell'arco dell'anno se non ti acquisti una nuova macchina o acquisti casa. C'è un modo diverso in quel mercato di pagarsi la vacanza. Da noi in Italia non è che siamo abituati a pensare in pagarmi la vacanza a 4-5 mesi a rate. Siamo d'accordo? Come ha detto la signora, fra 120 giorni magari siamo morti, vero? Probabilmente loro fanno quando la comprano anche l'assicurazione per si muoiono, però a rate, bravo. E si muoio sarà un problema di quello che arriva dopo. Okay. No, quello che vi sto dicendo è, attenzione, non è gente o non è mercato last minute. Vedete che è minimo. Cioè, è vacanza a mare, che sarebbe fondamentalmente club e séjour, cioè 15 giorni prima di partire 7%. Cioè, come dire, è il prezzo scontato delle patate, che siamo lì, mentre che nel caso italiano probabilmente saremo al 20 o al 30%, qui al mercato siamo al 7%. Lo quale, che cosa vi sto dicendo dal punto di vista operativo di marketing? Lavorate con grande anticipo e non mi dite ma non so il prezzo del prossimo anno. Ripetete? Mi è piaciuto? Ve lo faccio io. Ah. Ok? È un mercato che mi funziona. Il tour operator mi ragiona ancora, ma non, quando parlo del tour operator non ragionatemi a logica alti tour. Stiamo parlando, il business qua sta nel piccolo tour operator. Nell'agenzia di viaggio di Rennes, Nantes, Clermont-Ferrand, eccetera, eccetera, che è capace di muoverti flussi costanti, non elevatissimi, ma costanti di 3, 4, 5 coppie che mi arrivano, eccetera, tutte le maledette settimane. Ok? Dunque, io sono una guida turistica, no? Lavoro con il mercato francese da più o meno 24-25 anni in Sardegna. Tutte le cifre che lei ha dato adesso mi sembrano un po' strane, nel senso, Fram, Jet-Tour, li conosco. Marmara è, che sappia io, almeno fino a un paio d'anni fa, era il più grosso tour operator in Francia per famiglie. L'ho letto nel loro sito. Aeroviaggi è proprietaria di 5 villaggi turistici per un valore di almeno 50 milioni di euro in Sardegna. È un tour operator siciliano. Loro ci portano vagonate di francesi. Forse nelle statistiche non entrano perché sono comunque più o meno i numeri si corrispondono, ma
se lei viene in aeroporto qua giù il venerdì, il giovedì, il venerdì e il sabato, è pieno di charter che vengono con questi turisti francesi. Con i turisti francesi noi facciamo tour, oppure hanno il soggiorno settimanale e ogni giorno gli vengono proposte escursioni. Quindi non è che il mercato francese non ci sia in Sardegna, c'è, ma con migliaia di persone. Adesso, per carità, non volevo solo spezzare una lancia, che ci siamo, non è che stiamo dormendo alla grande. Grazie. Allora, capisco quello che lei mi sta dicendo, ma qui la problematica è del punto di vista, nel senso che lei la prospettiva che ha è la sua prospettiva di quello che sta tutti i giorni con questi clienti, che è giusto. La mia prospettiva è che io lavoro su tutti i mercati e io quello che vedo è che il potenziale del mercato francese per la Sardegna è molto più superiore di quello che abbiamo. Ok? E lei ha detto una cosa, attenzione, che il mercato francese che noi abbiamo è prevalentemente di tour operator e tramite tour operator organizzato. Siamo d'accordo? Ma vi ho dimostrato che il 73% dei viaggi che fanno i francesi non è con tour operator. Vuol dire che di quelli noi in Sardegna non dico che non ne becchiamo uno, ma ne becchiamo pochissimi. Mi spiego? Allora, lei ha spezzato la lancia e io sono rotto adesso di nuovo, però il problema è quello. Io non dico che sia chiaro, io quello che vi sto dicendo è c'è potenziale, ok? Parleremo di Marmara adesso, va bene? Però vuol dire il problema è che possiamo avere molto di più, perché lei ha detto una cosa che è giusta. È vero che mi arrivano i charter giovedì, venerdì e sabato, d'accordo? E lunedì? No. E martedì? No. E mercoledì? No. Sono 3 giorni che potrei avere o charter o voli della Francia, low cost, diretti, eccetera, eccetera. Il concetto è, signori, mi lasci utilizzarla, non ce l'ho con lei, ma mi segua il gioco, per favore. Vuol dire, non è che posso dire, ma ja stiamo bene, eccetera. Ragazzi, se io ho il ragionamento di dire, già mi arrivano, ragazzi, quelli che noi abbiamo qua fanno gola a qualcun altro, Vi racconto una cosa, così già ci roviniamo la serata. Ok? Vi ricordate della famosa primavera araba Egitto 2011, ok? In piazza Tariq, ok? Erano giorni prima di Natale, vi ricordate? Ok? Allora, io faccio il solito giro di chiamate prima del Natale per fare gli auguri alla gente, chiamo al mio amico che è il direttore del turismo di Tenerife, va bene? Chiamo al telefono e voi sapete che quando tu chiami a qualcuno che si trova in Inghilterra, il suono della chiamata è diverso, ok? E io fra me e me penso, questo è già andato in vacanza. Allora lui mi risponde, pronto? Senti, sono Joseph. Senti, tu stai già in vacanza, no? Ma che vacanza? Scusami. Guarda, in 2 giorni ci siamo organizzati, gli operatori, loro hanno il loro ente turismo, il Cabildo, questo mio amico ormai non è più, era il direttore di là, ci siamo organizzati e abbiamo fatto una riflessione, che con tutti i problemi che hanno in Egitto in questo momento, i tour operator hanno un grande problema perché loro vendevano Egitto, Mar Rosso per inverno, loro avevano un problema. Dove cavolo mettere quella gente? Si sono organizzati in 2 giorni, tutto il sistema Isola e Tenerife, tutto, e partito sono andati a trovare i tour operator. E loro dicevano, tu sei nella merda, ok? Non discutiamo neanche il prezzo, dammi il contratto che avevi firmato con quell'albergo, con quel incoming in Egitto, eccetera, non discuto neanche il prezzo. Cambiamo e ti firmo. Sapete quanti ne hanno portato? 2 milioni di presenze. Ho continuato a fare le chiamate agli amici dell'Italia. Ragazzi, c'erano tutti qua, Tutti qua pensando di andare in vacanza.
cosa vi sto dicendo? Che è vero che noi abbiamo quelli turisti francesi, inglesi, ma se non ci diamo da fare, qualcuno ce li fotrà prima o poi ce li fotono. Vi è chiaro? Ok? Bene. Abbiamo visto il mercato, diciamo il tour operating come organizzato. Andiamo a vedere il mercato delle agenzie di viaggio. È un mercato molto particolare, perché è un mercato che è fatto più o meno, c'è stato un processo di chiusura di tanti punti di vendita di agenzie di viaggio individuali e indipendenti. È un mercato di reti. È un mercato costituito di 4.000 agenzie di viaggio, aziende, più 2.600 punti vendita, pertanto stiamo parlando di più o meno 7.500 agenzie sulla strada. Ok? Ma osserviamo che fondamentalmente sono concentrate nel 37% nella zona di Parigi, Île-de-France, un 13% nella regione PACA, ovvero la zona diciamo Lione, Marsiglia, eccetera, ok? E Rhône-Alpes, oltre al Roussillon. Ma questo non è l'aspetto importante. Quello che è importante è capire una delle sue particolarità. Sono tre. La prima è le reti. È un mercato organizzato attraverso la logica delle reti, dove abbiamo Selectur e Afat, che in realtà erano due, Selectur da una parte e Afat, si sono fusionati, che mi fanno 1.200 punti vendita. È una rete volontaria di agenzie indipendenti, ma è una rete che contratta direttamente con le destinazioni e con gli alberghi. È una rete che tenta di creare prodotto proprio. Così come abbiamo Havas Voyage, che è 350 agenzie, anche indipendenti, ma dopo abbiamo un soggetto come Tourcom che ha quasi 1.200 agenzie di viaggio. La caratteristica di questi soggetti è che è vero che mi vendono tour operator, ma amano molto contratti diretti con gli alberghi, contratti diretti con gli operatori delle destinazioni. Perché l'unica forza che loro hanno, perché il suo competitor, per capirci, è questo qua, è il gruppo TUI che ha 4 reti proprie diverse. Marmara Voyage, turismo familiare prevalentemente, le agenzie di viaggi TUI, che ne ha 101, che sono flagship store, 85 viaggi, 85 punti vendita sotto Nouvelle Frontière e 64-65 di Look Voyage. Questi sono prodotti prevalentemente dei diversi marchi di TUI, Nouvelle Voyage, Nouvelle Frontière, Look Voyage, Marmara, eccetera, eccetera. Pertanto, questi signori qua, Selectur Afat, Havas Voyage e Tourcom, per ritenere e fidelizzare il suo cliente e evitare che mi vada a comprare alle catene di TUI, di Fram o di Thomas Cook, vogliono prodotto proprio. Mi state seguendo? E come funzionano questi signori? Non è che mi dovete di andare a trovare le 350 agenzie di Havas Voyage o le 1.200 di Selectur. Dovete andare a trovarne il responsabile di acquisti o di vendita o il direttore di queste reti e convincerli, uno, che la Sardegna è una buona destinazione e due, che il vostro albergo e il vostro servizio, eccetera, è, come dire, funziona ai suoi bisogni. E il ragionamento da fare è questo. Seconda logica, ci sono altre due reti importanti, ma sono in qualche maniera fra flagship e franchising, che è il gruppo Thomas Cook, e anche Fram, che è un importante, lo era di più qualche anno fa, tour operator, Fram del sud della Francia, però che ha in qualche maniera la sua propria rete di agenzie di viaggio, con 139 affiliati più una quarantina di agenzie proprie. Ma c'è anche una particolarità.
Sì, che non mi devo muovere. Ok. C'è un'altra particolarità, l'ipermarché. Gli ipermercati vendono viaggi e funzionano come se fosse un tour operator con prodotto proprio. Il signor Carrefour Voyage ha 159 punti vendita fra i centri commerciali e altri che ci sono per la strada, ok? Fanno prodotto proprio, come Leclerc, che è un'altra grande catena di ipermercati, ne ha 187, stessa logica, un po' minore perché è iniziato più tardi, è Auchan Voyage. Qualche domanda? Bene. Un'altra caratteristica, i canali particolari, i comité d'entreprise che abbiamo parlato prima, ma anche c'è tutto quello che è le associazioni mutualiste, eccetera. C'è un concetto importante. Per loro la vacanza è una commodity, ok? Non ha un valore dal punto di vista di una roba, come dire, come in altri mercati, eccezionale, unica, eccetera. È, tra virgolette, molto di consumo. Ma è una società che finanzia molto le vacanze. Esiste le mutuali, cioè io pago una percentuale tutti i mesi per pagarmi le vacanze mie e della mia famiglia, come se fosse un'assicurazione, ok? O anche il chèque vacanze, dove abbiamo la federazione, diciamo, di chèque vacanze, dove io posso regalare piuttosto che posso in qualche maniera contribuire, pago attraverso cheque, cioè check, va bene? Pertanto, se a voi vi interessa entrare qua, e ribadisco, non è un problema di prezzo, è un problema di capire come funziona il mercato e adeguarmi al loro modo di operare. Questa particolarità non esiste in un'altra parte d'Europa, ok? Come anche tutto quello che sono i coffret cadeau, sa? Come si chiama? I cofanetti. I cofanetti li hanno inventati loro, ok? Cioè, è un mercato molto attivo, così come il mercato inglese è un mercato che inventa sempre prodotto, e il mercato francese è un mercato che inventa distribuzione turistica. I club dei viaggi li hanno inventato e le stanno Voyage Privé, che sicuramente voi conoscete, no? Nasce in Francia e dopo si espande. Pertanto il ragionamento da fare è: se io voglio entrare in questo mercato, devo di ragionare e devo di guardare come è strutturato e capire qual è il mio migliore partner per vendere il mio prodotto. Bene, e arriviamo a un punto importante, il mercato aereo. Allora, perché il mercato francese è un mercato che ancora è abbastanza strutturato seguendo la logica del tour operating? Perché il low cost fino a poco tempo fa non era più tanto forte, nel senso che in Francia Air France, con l'aiuto, supporto eccetera del governo, le ha fatto di cotte e mature alle compagnie di low cost. Cotte e mature, no? Cotte e crude. Scusate, sono un po' stanco. Cotte e crude. Vabbè. Ma anche voi in Sardegna non lo dicete così? O... Allora, pertanto è un mercato dove il low cost si è sviluppato, diciamo, con un po' più di ritardo rispetto ad altri mercati, lo quale ci ha fatto portare che, pur avendo in Francia una quantità di aeroporti enormi, il mercato dei vettori low cost è concentrato su 10-12 aeroporti. Stiamo parlando dei diversi aeroporti di Parigi, stiamo parlando dell'aeroporto di Lione, l'aeroporto di Bordeaux, Nantes, eccetera, eccetera. Vedete che il concetto è: andate a guardare gli aeroporti, perché quello che dicevo prima, se quelli sono aeroporti dove sta crescendo il low cost, vuol dire che cresce l'interesse e la domanda di quel mercato per andare in vacanza.
prima o poi avrò un volo con la Sardegna. Mi stai seguendo, mezzo francese? Ok. Ok? Guardate i mercati e ragionate con la logica che a quell'aeroporto io posso lavorare in una catchment area di un'ora, massimo 90 minuti, che è quello che il turista francese è disponibile a viaggiare in macchina o in treno per raggiungere un aeroporto del quale partire. Ok? Qui c'è Monsieur Battaglia che parlerà domani, che è il presidente dell'Associazione delle Petites Cités du Caractère. Ok? Nancy, lei è volato da vous avez arrivé ici da Charles de Gaulle, no? Ok. Lui, che è della Bretagna, si è preso il treno per andare a Charles de Gaulle, per prendere l'aereo e venire qua. Si è fatto 2 ore di treno e non è un problema. Cioè, il concetto è, non dovete ragionare con la vostra testa di sardi. E non è detto testa di altro, che qualcuno già pensava. Non l'ho detto. Attenzione, che il vostro pensiero non corrisponde al mio pensiero, che è quello del turista. Ok? Allora, perché il mercato francese può esplodere? Perché con tutte le difficoltà che ha tentato di fare Air France per evitare la crescita delle compagnie low cost, ce l'ha fatto, lo ha rallentato, ma alla fine Air France ha dovuto creare 2 filiali low cost. Hop, che è quella che fa i viaggi di corto e medio raggio, e Joon, che è quella che fa il lungo raggio. D'accordo? Però ci sono già delle compagnie low cost che hanno dei collegamenti o che avranno dei collegamenti con la Sardegna, come Transavia, come Ryanair, come Volotea. Che cosa accadrà? Quello che sta già accadendo, ma accadrà ancora più, una accelerazione nel mercato francese di domanda di viaggi low cost, come è successo in altri mercati. Pertanto è un mercato che avrà una crescita esponenziale perché si stanno aprendo in qualche maniera delle opportunità e le compagnie sono lì a muoversi, esempio Volotea. Ok? Pertanto il ragionamento non è e non abbiamo dei collegamenti, il ragionamento è che c'è interesse nel mercato e che prima o poi mi arrivano. Se io vado a fare delle azioni di promozione e comunicazione su determinati mercati e le troverete, ve lo guardate con calma, fra 45 a 99 collegamenti low cost, vediamo che abbiamo qua 4 aeroporti, qua 3 aeroporti, qua 2 aeroporti, Clermont-Ferrand, eccetera, Lyon, eccetera, eccetera. Vuol dire, mercato ce n'è, un mercato che è in crescita. EasyJet sta investendo sulla Francia. Ok? Bene. Qual è la struttura del mercato online francese? È un settore molto, molto potente. Lo vedremo dopo. Il 60% di francesi utilizza internet per cercare informazioni e prenotare. E noi ci troviamo la quantità, 2016, di viaggi più visitati. Il primo è quello dell'SNCF, la nostra Trenitalia, che questi l'hanno capito lontano da un miglio, da anni, e oltre a vendere i biglietti sono potentissimi per vendere qualunque cosa. Pertanto se vuoi entrare nel mercato francese è un partner fondamentale. Dopo abbiamo altri soggetti come Booking, eccetera, eccetera. Osservate quello che vi dicevo prima, i canali speciali, Privé Voyage, eccetera, questi qua 1.300.000 visitatori media mensile. Sul resto più o meno tutti, però guardate alla importanza di questi 2 soggetti, ok? Come vedete qua, i più importanti che abbiamo sono quelli che vi dicevo all'inizio, Voyage SNCF, ovviamente Booking.com, pertanto vuole dire che molta importanza al turista individuale.
73% del mercato. Last minute e Opodo. E vediamo come si vendono. Ma fondamentalmente questo più o meno la logica, questo la fonte e il cabinet Raffour Interactive. Vediamo che prevalentemente quello che comprano i francesi sono i biglietti aerei, molto il treno, ma come osservate più del 30% l'alloggio, l'albergo. È quello che comprano più dopo i biglietti aerei. Pertanto è un mercato che cerca costantemente informazione. C'è un dato importantissimo. Il 77% dei francesi che sono partiti nel 2016 in vacanza hanno preparato la sua vacanza guardando in internet. Mi collego a quello che vi dicevo all'inizio: se non avete un sito in francese, ragazzi, potete pregare in arameo, ma difficilmente vi arriveranno i turisti francesi. Chiaro? Prego. Ok, nel mercato francese, se vogliamo entrare, dobbiamo capire dove andiamo a vendere il nostro prodotto. Partiamo dalla premessa che dobbiamo di essere presenti in tutto quello che sono i website, i portali di Expedia, Priceline, ovvero Booking.com, eccetera. Molto importante, perché in Francia è molto importante, i Dreams, cioè il gruppo di Geo che è francese, perché ha diverse tipologie di portali minori, per capirci, molto verticali per turismo rurale, di vacanza, di salute, eccetera, eccetera. Ok? Come altro, diciamo, soggetti un po' particolari che sono legati a quello che dicevo dei canali particolari, Caravel, Promo Vacanze, Voyage Privé, Vente Privé, eccetera. Vuol dire molto canale specializzato dove devo essere membro, perché essendo membro ho dei vantaggi particolari che possono essere o agevolazioni o prezzi preferenziali. È un mercato che cerca valore. Vai. Partiamo dalla premessa che, non mi ricordo adesso, il 53% dei francesi dorme in albergo, soltanto un 13%, non mi ricordo all'inizio, su bed and breakfast, eccetera. Pertanto non è un prodotto che a loro piaccia. A Brickell però ha fatto gli altri porta come effettivamente poi lo bevo italiano, quindi è tradizionalista probabilmente. Al suo modo di funzionare. Guardate che questa particolarità, vuol dire, fin qua Expedia, Priceline, Dreams, Orbitz, se vogliamo anche last minute, più o meno è uguale in tutta Europa. Okay? Quello che non è uguale in tutta Europa è trovare che dopo abbiamo dei soggetti, vuol dire, particolari, ma soprattutto con una tipologia di prodotto o servizio particolare, come Promo Vacanze, Voyage Privé e Vente Privé. Mi cambia, è un mercato molto diverso. La distribuzione e commercializzazione in Francia non è uguale a tutti gli altri mercati. Pertanto dobbiamo ragionare con la logica che a ogni mercato devo capire come è strutturato per decidere dove vado, e a chi vado e come mi vendo. È chiaro? Sì? Bene. Niente. Allora, e come si comportano i turisti francesi online? Prima cosa lo ribadisco, website in francese. Ok? I francesi, giustamente, non amano l'inglese, lo sanno, come i tedeschi.
Però c'è un elemento molto importante che dobbiamo capire. Per il turista francese la vacanza è una cosa importante, non è una roba banale. Vuole capire, vuole sapere che pensate a una cosa che è molto importante, e così ci capiamo. Qui siete tutti operatori turistici? Sì o no? Sì, no? Che cosa sei? Avvocato sindacalista. Allora, si informa. Bene. Voi che cosa vendete, ragazzi? Vacanza. Lei vende lei? Beh, voi non vendete vacanze, voi non vendete accoglienza, voi vendete un sogno. No, ma ragazzi, scusate, no, voi non vendete il sogno Sardegna. Quello che voi vendete è il sogno di che io farò una vacanza dove starò bene, dove mi divertirò o mi rilasserò, ok? Con due caratteristiche molto importanti. Voi sapete che il turismo è l'unico prodotto dove non è il prodotto quello che si muove per essere consumato, se non che è il cliente quello che si sposta per consumare. E questo vuole dire che è molto più impegnativo, ma soprattutto, e andiamo a un punto importante, noi gli vendiamo un sogno che è una idea di che mi prenoterai con 90 o 100 giorni di anticipo, ok? Per star bene, divertirti, eccetera. E in più, ragazzi, pretendiamo che ci paghino in anticipo. O no? Sì. Io vado al bar e chiedo una Coca-Cola. La Coca-Cola magari l'hanno fabbricata in Sudafrica. Me l'hanno portato al bar, mi danno la Coca-Cola, me la versano, la bevo e la pago. Vero? Da noi è totalmente alla inversa. E dopo ci stupiamo se sparano contro di noi in TripAdvisor. Perché le abbiamo preso i soldi prima, le abbiamo venduto una cosa che dopo lui, con ragione o senza ragione, si trova che non corrisponde e ci spara. Mi state seguendo che cosa vi sto dicendo? Allora, è l'elemento fondamentale che noi dobbiamo capire, che noi vendiamo un sogno. Il sogno che il cliente ha, perché questo già mi immagina che si fa la vacanza perché è stanco e perché arriverà in vacanza mese di luglio o agosto, che vorrà fare questo, l'altro, qui, là, eccetera, eccetera. Ragione per la quale, e mi collego, devo capire come vendo, uno, la Sardegna e due, ognuno di voi attraverso i canali online. Perché oggi il mercato in generale, ma soprattutto il mercato francese, è online. Cerca la informazione per decidere la destinazione, in primis, online. Pertanto osserviamo che nel mercato francese il 62% dell'attività economica che si genera nell'e-commerce corrisponde al turismo. È uno dei mercati con la percentuale, dove il turismo è il più importante, più che quello che è i servizi, piuttosto che moda, abbigliamento, eccetera, eccetera. Allora, partiamo da una premessa, che io vi ho detto che prima che il 77% di quelli che sono partiti in viaggio nel 2016 hanno cercato in internet la informazione per decidere. 77%. Ok? Di quello 77%, il 50% ha prenotato online. Ve lo traduco o lo avete capito? È un mercato profondamente
internetizzato, ditelo come volete, ok? Vuol dire che un francese su due ha riservato e pagato online. E qual è la chiave, secondo voi, per ottenere dei tanti di clienti attraverso l'online? Dimmi? No. No. Of course, come direbbe l'inglese. Quello lo diamo per scontato. No. Quello che mi ha fatto decidere. Cioè, una cosa è che io ci pensi, l'altra è che io decida, e l'altra è che faccia il call to action. Fatevi una domanda, ragazzi. Lo diamo per scontato. Perché, scusate, allora, dimmi? Sì, ovviamente che c'è scritto il prezzo. Questo anche è vero, perché noi ancora, cioè, mi mandi le mail, vediamo se rispondo. Ok. Allora, facciamo un giochino. Lei, operatore turistica? No. Facciamo finta che sia un albergo di 500 camere. Va bene? Ok. Perché? Perché io dovrei di andare a prenotare l'albergo della signorina e non l'albergo dell'altra signorina. Per la fiducia. Sono carine entrambe, sono simpatiche entrambe. Non so come sono perché ho guardato internet, non li conosco. Il rapporto qualità-prezzo e servizi di guida. L'albergo della signorina, come quasi tutti gli alberghi in Sardegna, più o meno siete uguali, non cambia. Sì, ragazzi, non potete darmi brutte notizie, ma stiamo facendo una destination reputation. Perché ha fatto meglio il sito costi delle fa? Mi sembra un po' di più, ma non è tanto la ragione. Sì, la visibilità, sì, che sono arrivati. Scusa. Sì. Posso farvi una battuta? Ma si vede che siete sardi, Ci mancherebbe altro. Sì. Fin qua vai benissimo, ma... Sì, però ti voglio ricordare che l'albergo della signorina ha 500 posti e è bello, e della signorina ha 500 posti è uguale. Siete nelle stesse spiagge, più o meno uguale. Allora? Posso riportare la mia esperienza? Io ho trovato un microfono, non riuscivo a posizionare. Ecco, praticamente io posso riportare la mia esperienza che ho trovato il microfono, quindi sono riuscita a comunicare quello che si fa all'interno della mia struttura e quindi quello che si fa appunto è quello che sono io, giocare in questo caso. E questo acchiappa. Bene. Dimmi. Dica. Sì. Ma io che cosa avevo detto? Che è un mercato attento al... Brava. Pertanto io devo dirti, se mi prenoti adesso, ti faccio il 5% di sconto o il 10% o ti regalo qualunque cosa. Cioè, voi date per scontato che siete belli, che è vero, e che io devo di spendere il mio tempo e darvi i soldi a cambio di non so che cosa. Mi state seguendo? Chiamalo come vuoi, ok? È un mercato che reagisce molto, attenzione, non è un mercato, dobbiamo capire una cosa, non è un mercato di basso prezzo, ok? È un mercato del prezzo giusto che può variare a partire del tipo di prodotto e destinazione e quello che io ti vendo. L'albergo della signorina può costare la camera, me lo sto inventando, 100.
l'albergo della signora che è situato in un'altra parte e ha determinate caratteristiche, magari ha 50 camere e un boutique costa 300. Non è un problema di prezzo basso, è un mercato molto attento al valore. È un mercato che reagisce, ok, all'incentivo, a farti fare il call to action. Pertanto dobbiamo ragionare su questa logica. Se 1 su 2 ha la volontà di prenotare online, ragazzi, buttate l'esca. Capito? No? Ah no, è un mercato che non si può approcciare. L'obiettivo di questi Sardinia Call to Action, con più o meno sto chiudendo già, è che darvi l'informazione per capire che ogni mercato ormai è diverso uno dall'altro. Non posso approdare tutto uguale perché sarò chiamato al disastro. Mercato francese, il concetto è: dimenticate il concetto tour operator perché mi funzionano logiche diverse. Volete sviluppare turismo d'interno? Andatemi delle rete di agenzie, lasciate stare il tour operator, Fram, Marmara, vende altro. Ok? È importante conoscere bene il mercato, e questo è un mercato particolare, ma che reagisce per sollecitazioni diverse rispetto al mercato italiano, anche con tempistiche diverse. È un mercato che cerca informazione in francese, in internet, 77%. Ma un mercato che, come vi ho detto prima, prenota con molto anticipo per il concetto di pagare o meno o a rate, voglio dire che devi di incentivarlo. Ok? E fondamentalmente dobbiamo capire che è anche un mercato che cerca molta informazione prima di decidere. Utilizzano molto i comparatori. I classici che noi conosciamo, Kayak Trivago, ma alcuni di particolari francesi, come per esempio Voyageur Moins Cher, piuttosto che Travel Supermarket, Easy Voyage, eccetera. Ma anche, dolente o nolente, è un mercato di offerte. Attenzioni a Go Voyage, che è il portale di offerte e di prezzi del gruppo eDreams. eDreams non ti vende le offerte come eDreams, te li passa a Go Voyage. Mercato complesso, non tanto complicato, se no complesso. E come riceve le informazioni francesi? Attraverso i social. Vedete qui, è un mercato che deve essere costantemente sollecitato. Mercato che, osservate che nel caso francese in Facebook ci sono più di 30 milioni di utilizzatori, ma soprattutto, attenzione, a YouTube. Come ormai ovunque funzionano i video. Non raccontate, fate vedere. Ok? Bene. E qual è il ruolo del turismo, del social nel turismo in Francia? Questo è importante. Per quel 77% che vi dicevo, significa che quasi 18 milioni di francesi che sono andati all'estero hanno preparato la sua vacanza online. Hanno cercato l'informazione, le attività, dove andare a dormire, cosa fare, cosa vedere, eccetera, eccetera. Ma soprattutto il 72% di questi 18 milioni quasi hanno concretizzato, qualcosa hanno comprato, o l'aereo, o la camera, l'attività, la visita guidata, eccetera, eccetera. C'è un mercato che si muove tanto nell'online. Quali sono gli elementi importanti da valorizzare? Il 78% degli utenti internet, eccetera, prendono idee, si fidano, prendono in considerazione delle raccomandazioni delle amici, ok? Pertanto facilitate, chiedere, domandate ai vostri clienti che vi raccomandino. Toglietevi per favore questo pudore molto italiano di chiedere
la recensione, ok? Al massimo ti becchi un no, vero? Se tu mi dici, cioè, raccomandami se è stato bene, perché no, ok? Il più o meno 60% hanno cercato informazione nei siti di destinazioni per ottenere tutta l'informazione possibile per andare a scegliere la sua destinazione, ok? E quali sono, per finire, le fiere turistiche in Francia alle quali cominciare a pensare? Fondamentalmente abbiamo due mondi. Uno, le fiere generalisti, che abbiamo la vecchia Topresa, che ormai non è più Topresa, che è IFTM, che si fa in dicembre, che è a Parigi, ma ne abbiamo altri due che sono interessanti. Una è Mahana, è Lyon, e l'altra al Salon Mondiale del Turismo a Parigi. Ma in Francia, come già vi ho detto prima, funziona molto le fiere pseudo-locali e specializzate. Qui vedete per esempio il turismo dedicato alla natura, perché ricordate che il 20%, se non ricordo male, fa vacanza naturalistica di campagna, rurale, eccetera. Abbiamo Turissima, Sandro Randuner, Matur Destination, eccetera, eccetera, e a questo si devono aggiungere quelle che sono le fiere dei comitè d'entreprise, dove vai a promuovere la tua destinazione, però il comité d'entreprise non vuole la destinazione, vuole l'albergo, vuole il prodotto con il quale fare l'accordo e il contratto. Ok? E basta. Domande? Vi è chiara la prospettiva sul mercato francese? Ho detto tutto bene o ho dimenticato qualcosa, lei che è francese? Bel quadro della situazione? Grazie. Se avrei voluto bastonarvi. Ma... No, ma guardate ragazzi, io non... Allora dico molto onestamente, io non vi ho bastonato. Io quello che vi ho detto è, ragazzi, il mondo è quello. Cioè, noi, operatori... Sì. Non pensate di sardi. Come sardi. Cioè, ragazzi, il nostro problema, ma questa è la mia teoria, però, che penso che è abbastanza azzeccata, il nostro non è tanto il problema della Sardegna, è un problema generale di tutta l'Italia. E il nostro problema come operatori italiani è che, lo vedrete domani, vi faccio un esempio, così lo capite subito. Quando io faccio spesso la domanda è, voi che cosa vendete? La risposta è sempre il territorio, vero? Bene. Che cosa vuole dire per noi italiani il concetto territorio? Tutto. Vuol dire tutto, il nostro DNA, il nostro modo di essere, tutto, vero? Bene. Qual è la parola in inglese che dice esattamente quello che per noi vuole dire territorio? No. Land, giusto? Il problema è che land non vuole dire tutto quello che ha detto la signorina. Era un pezzo di terra. Ok? In tedesco, Lander non vuole dire lo stesso. E il concetto è che noi vendiamo, tentiamo di vendere quello che a noi ci piace o quello che a noi ci interessa. E mica pensiamo in quello che capisce l'altro. Mi spiego?
Gli unici che si avvicinano un po' al nostro concetto di territorio sono i francesi con la parola terroir, ma vi assicuro che in Spagna territorio non vuol dire nulla di tutto quello. Il che? In spagnolo, territorio, pezzo di terra, punto. Punto. Il mio territorio è il mio quadratino, è quello. 4 pomodori, brava. Cioè, il concetto è, mi collego a quello che diceva, se io voglio venderti qualcosa, devo di pensare e ragionare con la tua testa per capire che cosa vuoi e come ti vendo quello che io ho, perché a te ti piace e mi dico sì, ti compro. Il nostro problema è che noi continuiamo a venderci noi come noi vogliamo. Questa è la grande differenza fra noi in Italia e i nostri competitor. Secondo me c'è anche il problema che tocca la Sardegna, perché ho sentito lei stamattina quando diceva che voi siete in guerra contro la Sicilia. Penso che siete soprattutto in guerra con un po' la vostra mentalità di pensare che tutto si deve fare sul mare, che tutto si deve fare, che c'è tutto questo turismo, soprattutto perché adesso la situazione è cambiata con i paesi del sud che mettono dei prezzi incredibili. Ad esempio, io non volevo fare la pubblicità della Corsica, però in Corsica si vede che la gente, guardate ad esempio nei piccoli paesi, perché stamattina era successo dei corsi. 2 giorni fa siamo andati all'Orlove, non so se c'è qualcuno qua, è completamente abbandonato. Ci sono un sacco di paesi in Sardegna, se lei va, Ma l'impressione che i sardi hanno un po' lasciato la loro identità un po' per andare sul mare, e questo si vede perché ci sono molti posti abbandonati e la gente invece, lei quando viene in una barca viene per prendere per un'esperienza e l'identità da parte di quell'esperienza. Se no come si mettesse in concorrenza con paesi come la Grecia, con la Spagna, dove i prezzi sono molto bassi perché anche gli stipendi sono molto bassi. lei voleva fare una domanda, vero? Prima di tutto parto da un'esperienza personale per confermare la cosa che lei stava dicendo riguardo alla valigetta, il presentarsi e l'offrire dei prodotti. Perché da poco io sono stato in una città della Germania, Worms, e lì c'è un signore abruzzese che a suo tempo aveva rilevato un albergo che era fallito in Abruzzo. E siccome lui e la moglie parlavano le lingue, si presentavano alle fiere, anche piccole, non grandi, della Germania. E lui mi spiegava questa cosa qui, che il tedesco voleva sapere tutto, che cosa avrebbe mangiato, prima di tutto dove si trovava il posto, perché bisognava spiegare esattamente dove avrebbe dormito e tutte queste cose qui. E tutto questo sta a dimostrare che la partecipazione, come diceva lei, alle fiere, banconi, non serve molto. Però, dato che questo lavoro lo si sta facendo assieme alla Regione Sardegna, io voglio chiedere a lei, ma lei ora alla Regione Sardegna che cosa consiglia? Cioè consiglia di dare finanziamenti per mandare 2 impiegati della Regione Sarda per mostrare le brochure, oppure consiglierà alla Regione Sardegna di finanziare di finanziare per esempio anche le imprese, le piccole imprese che si possono presentare nei mercati e che possono offrire loro direttamente con il contributo, voglio dire, finanziario anche della regione, il loro prodotto. Non applaudite che non avete sentito la mia risposta. Allora, io quello che si mi chiederanno, la Regione Sardegna potrò dire, non dico consigliare, potrò dire, e
Nessuna di queste due cose, ovvero, innanzitutto, la Sardegna deve essere infinitamente molto più presente nel mercato turistico, che vuole dire internet. Essere più visibile e creare interesse. Vuole dire magari non tanto finanziare le aziende. Attenzione. No. No, ragazzi, scusate, al resto delle aziende, noi operatori turistici in Italia siamo stati abituati a che con i soldi di tutti i cittadini ci pagano le partecipazioni. Dobbiamo essere anche onesti su questo. Pertanto, io devo di aiutarti, come amministrazione, a trovare il tuo interlocutore più adatto. Cioè, il concetto è, il mio mestiere come amministrazione, come logica DMO, è mettere in contatto l'offerta con la domanda. Ma non è che devo darti 500 euro per prenderti l'aereo e andare a Düsseldorf, perché se ti do quello a te, devo darselo anche all'altra. C'è un concetto diverso. Qui c'è un elemento fondamentale, signori. L'ho detto prima questa mattina. Darsi da fare. Tutti. Ok? Concetto è questo. La logica, questa è la mia filosofia. Ragazzi, non c'è più trippa per tutti i gatti. Perché il mondo è molto molto competitivo, molto. Pertanto, quello che è più furbo che capisce e si dà da fare, io ti do una mano. Quello che continua a aspettare che qualcuno mi faccia il lavoro per me, e in più mi dai anche i soldi perché così faccio le cose, quello non ha molto futuro. Mi sta seguendo? La logica è, voglio andare in Francia, come logica, regione, eccetera, vedo che come, dove e quando e ti metto in contatto e dopo ti dai da fare. Io ti dico come si fa, dove si fa e come devi di fare. Per il concetto è quello. Mi seguite? Ragazzi, noi abbiamo bisogno in Sardegna, come in tutta Italia, ma in Sardegna, di un settore turistico vero, di voi operatori svegli, in gamba e che vi date da fare. E che quello è già il capitolo 8. Siamo ancora in premessa, ma ci arriveremo. L'elemento fondamentale è, se lei si dà da fare, io lo appoggerò. Ok? Partendo dalla logica che se lei si dà da fare otterrà dei buoni risultati, mi crea indotto. Se comincio a fare la logica di generalistica, eccetera, continuerò la marmaglietta di sempre. E ribadisco una cosa, noi stiamo avendo una grande fortuna della crisi di tutti gli altri. Ok? Quando tutti gli altri si metteranno bene, perché prima o poi si metteranno a posto, non ritorneremo a stare male. Pertanto, si tratta di sfruttare i buoni momenti per fare il salto. E il salto si fa soltanto in una logica che si chiama la competizione e la collaborazione. Ok? Ragione per la quale, ribadisco e dopo mi zittisco, il concetto di smettete di pensare con la vostra testa. Cominciate a ragionare con la mia testa, che è quella, non la delle Iarche, la mia che io sono il turista. E vi faccio l'ultimo show. Aspetta, cosa è questo? È un biglietto di 50 euro, siamo d'accordo? Chi lo vuole? Scusate, che in tre mi alzino la mano non è credibile, siete sardi. Chi lo vuole? Bene. Scusate, a cambio di cosa? Dimmi. Bravissima. Alzatevi e venite a prenderle. Mica pensate che io ve lo darò perché siete lì seduti. Oh, davvero. È mio, è mio. Sappia che io non sono sardo, sono catalano, che è peggio. Il concetto è, se mi avete detto, sì, io lo voglio. Quello che non mi avete detto è, che cosa vuoi, Iarche? Non me l'avete detto. Io ve lo do volentieri, sempre e quando voi mi offrite quello che io voglio.
Scusate, me lo metto in tasca subito che con voi non si sa, Cioè, il concetto è, oggi per vincere la sfida del turismo, e a differenza di tanti anni fa, e faccio l'esforzo, mi sistemo e vado avanti, quello è finito, tutti gli anni devo di stare lì, devo di capire fondamentalmente cosa i mercati vogliono e devo capire che cosa il mercato chiede, partendo dalla premessa che un francese è fatto in un modo, un inglese in un altro, eccetera, eccetera. Pertanto il mercato è quello. La logica qual è? Scegliamo i mercati che ci interessano, vediamo se il nostro prodotto risponde a quei bisogni e andiamo con i mercati con una logica, come dire, armati per portare a casa dei risultati. Questo è il mio modo di improntare le cose, devo dire che fino adesso in questi anni mi ha funzionato abbastanza bene. Una cosa proprio specifica per quanto riguarda la regione, una cosa nuova, un'innovazione che dovrebbe fare la Regione Sardegna, dal suo punto di vista la principale, quale dovrebbe essere? No, certo che però voglio... Ho capito. Rispetto a tutte le imprese che in Sardegna lavorano sul turismo e sulla ricettività. Allora, posso dirla che sono con 10 minuti di ritardo rispetto a una riunione dove stiamo cucinando quella idea nuova. Ok? Sì, che stiamo ragionando. Cioè, il concetto è, se non abbiamo una visione, una strategia e degli obiettivi, cioè, vi faccio un ultimo esempio così sto zitto. Allora, oggi per andare a qualunque posto ci mettiamo il navigatore, vero? Per andare a qualunque posto è il navigatore nella macchina. Io mi domando perché nel turismo non ci mettiamo il navigatore? Perché andiamo a tentoni. La logica è, stiamo tentando di avere un navigatore che ci dica dove andare, come andare, qual è la strada migliore per raggiungere l'obiettivo. Mi permetta un po' il fumo, però ho già capito che ci stiamo lavorando. Ok? Bene, grazie a voi. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.